Già di buon mattino l'arrivo dei pellegrinaggi, dei gruppi parrocchiali ed inizio delle sante messe nel santuario. Alle 12 l'uscita del simulacro per la processione diurna, a mezzanotte il rientro di San Calogero. Una processione, quella di ieri, con un notevole dispiegamento di forze dell'ordine che, come annunciato, hanno sorvegliato il simulacro e una buona condotta dei fedeli. L'ordinanza di quest'anno vieta i tradizionali abbracci dei fedeli al simulacro. Una festa dunque ordinata e controllata che raccoglie comunque attorno a San Calogero sempre tantissima gente. È il momento più atteso nel quale fede e tradizione, religione e paganesimo si fondono in un tutt'uno particolare e suggestivo. Tutto è iniziato alle 7 con l'alborata e lo sparo dei mortaretti, poi le messe. A mezzogiorno il simulacro di San Calogero esce dal santuario tra l'entusiasmo e gli applausi della gente. Numerosi fedeli e turisti, sempre incuriositi dalle celebrazioni, presenti per un tributo, una promessa. La statua del santo è portata fuori dal santuario dai devoti portatori, a cui resta affidata per tutta la giornata, lungo il tradizionale percorso del centro storico cittadino. Poi la sistemazione della statua sul carro trionfale e il ritorno in serata nel santuario, accompagnato dalla banda e dal fuoco dei giochi pirotecnici. Una festa di popolo, un atto di amore, quello degli agrigentini nei confronti del santo che salvò la città dalla peste. Un omaggio, una devozione che non conosce limiti ed età. Da secoli d'altronde è così. Cala il sipario sulla prima domenica di San Calogero. Domenica prossima la giornata conclusiva dei festeggiamenti con l'uscita del santo alle 13. Capo, il pastore della chiesa agrigentina per la prima volta alla processione di San Calogero. Qual è questo messaggio? Ce lo vuole spiegare? Cosa vuol dire? Ma io non sapevo che fosse la prima volta, però io dico, penso che per dialogare, per crescere insieme alla pietà popolare, bisogna condividere la strada, bisogna condividere, in questo caso come oggi, bisogna condividere i sudori, ma da questa condivisione nasce quel dialogo che fa crescere tutti, fa crescere nella fede soprattutto e nel portare anche semi di Vangelo in quelle espressioni religiose dove il Vangelo, ecco, ancora non ha messo radici, ma oppure è immaturo. Ma per fare questo dialogo bisogna esserci.